Dopo l'operazione della Direzione Investigativa Antimafia, che ha portato all'arresto di 16 persone e alla scoperta di un giro di denaro riciclato per acquistare droga e armi, il pericolo è ora che la criminalità organizzata cerchi sempre di più di infiltrarsi nell'economia del Veneto. L'onorevole Nacarato è uno studioso del fenomeno. Serve la consapevolezza dell'esistenza del fenomeno, cosa che fino a qualche anno fa purtroppo è stata negata, sottovalutata. Adesso invece mi pare che anche grazie a queste inchieste la consapevolezza finalmente ci sia. Un'operazione che però è servita per rendere consapevole ancora di più opinione pubblica e forze dell'ordine del fatto che il pericolo è reale. Ora bisogna difendersi. Un'operazione molto importante che conferma la presenza e l'attività dell''ndrangheta in provincia di Padova e in Veneto in generale e che dimostra anche il livello di attenzione elevato che ha l'autorità giudiziaria e la direzione investigativa antimafia sul Veneto. Altro passo necessario è quello di una maggiore attenzione sui canali finanziari, da sempre utilizzati dalle cosche per infiltrarsi nel tessuto locale, magari passando per le banche che hanno bisogno di maggiori controlli, e poi più uomini e mezzi alle forze dell'ordine. È stato utilizzato anche in queste indagini il reato di autoriciclaggio, che è un reato nuovo introdotto nel 2014, che è fondamentale proprio per le infiltrazioni criminali nell'Italia del Nord. E poi si tratta di dotare le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria degli strumenti necessari per fare queste indagini, che vuol dire personale, mezzi, uomini.